Io onestamente, ma manco io, cioè non le capisco e non le capirò mai, perché il punto è che mo valutano sempre, mettono in mezzo 'sta storia dell'intensità che io non capisco. Cioè scusami, ma tu puoi il coso può essere intenso quanto ti pare o per niente intenso, super intenso o poco intenso, però a me piace valutare le cose con oggettività, nel senso scusatemi, ma Tomori prende il pallone? No. È in ritardo? Sì. Colpisce il giocatore del Napoli? Sì. Ma allora perché cazzo non è in rigore? Cioè, molto semplice, ma è così per me, cioè potrebbero mettere anche dei paletti chiave. Scusami, lo prendi il pallone? No. Sei in ritardo? Sì. Colpisci il giocatore avversario? Sì. E fallo. Ma è così semplice, non puoi mettere, vabbè, però l'intensità, però voleva prendere il pallone. Allora, il fatto che voleva prendere il pallone è la più grande stronzata, ma ci mancherebbe, perché se non vuole prendere il pallone vuole fare solo fallo. Allora a questo punto il fatto che lui voglia o non voglia prendere il pallone deve decidere secondo me solo il colore del cartellino, perché dovremmo partire dal presupposto che un difensore o comunque un giocatore dovrebbe sempre cercare il pallone e mai l'avversario per farlo male. Uno. Due, cioè, il punto è perché parlare di intensità? Cioè, a che pro? Se già parliamo di intervento in ritardo e di contatto che c'è, tra l'altro, se vogliamo aggiungere l'aggravante, contatto sulla coscia, quindi vuol dire che la sua gamba non era neanche così bassa. Allora, se la gamba è pure alta e vai addirittura sulla coscia, per me il fatto che non diano rigore per una questione di intensità non ha senso. Perché Tomori che ritrae, non che ritrae, che cerca di ritrarre la gamba, significa semplicemente che anche lui ha capito che ha fatto una stronzata, ma se arrivi a contatto è troppo tardi. Allora, se ritrai la gamba e il ritrarre la gamba ti permette di non colpire il tuo avversario, allora va benissimo, perché l'hai ritratta, ti sei accorto in tempo e hai messo una pezza a un errore che stavi per fare. Ma se lui prova a ritrarre la gamba, ma comunque colpisce l'avversario, tra l'altro sulla coscia, sopra il ginocchio, non puoi parlare di vabbè, ma ha ritratto la gamba. No, perché l'ha ritratta in ritardo, quindi non è riuscito a ritrarla in tempo. Sei andato al contatto in area di rigore in ritardo sopra il ginocchio. Ci sono veramente, io non capisco come fanno le valutazioni. Io non lo so.